Siamo venuti dall'Oriente per fregare l'Occidente. Lo sentito, sta qua, da Ciarastea de Bin Laden, qui a Moderna. Invece nostro Zenadai, gli angioletti sbatteai allegramente Zenadai per tutta la gente. Ecco, vedete tradizione Ciarastea, poesia di Nadal. O invece non hanno tosi amici baionari che non so se hai visto che abbiamo cambiato osteria, siamo al Blue Cover Tennis di Padova, che è un'osteria un pochettino particolare, stava che è il campo del calcio, questa mai, tutto qua, questo credo. Va bene. Oh, grande successo che ha ottenuto la nostra trasmissione dei baionari. Ma mi ha visto un sacco di gente, mi ha scritto un sacco di email, è state telefonate, fax. Sul serio? Sì, è vero? No, è una baionari. Ed essendo diciamo a voi tanto così tanto successo, abbiamo dovuto attrezzarsi con un bodyguard, una guardia del corpo, e chi meglio di Andrea, la nostra guardia del corpo, più che guardia del corpo, se corpo di guardia. Sì. È come una matriosca, no? Se abbiamo bisogno, andiamo dentro di lui e ne raccoglie tutti quanti. Magari sono dotati tecnicamente. Al massimo della tecnologia, non che manca niente. Cosa cosa è questo? È un'antenna satellitare, dopo questo qua un'altra antenna. No, questa cosa è una sonda per andare a cercare cosa è questo qua. E cassate e monade. Sì. E le piene antenne che mi pare un scioso, piene antenne come le ciabatte. Va buon, siamo a Nadà e sotto l'albero riva si mette le letterine e sotto il nostro albero qua i baonari comincia a arrivare le letterine dei giocatori, ecco, che scrive a Babbo Natale, che è il Babbo Natale particolare. Babbo Natale Masocco. Ma cosa vorrai se domandiamo avanti sui giocatori? Cosa vorrai? Una muta de magliette nuove. Non so, un baon nuovo. Cosa vorrai? Un abbonamento per Telepiù. Un treno. Oppure una macchina nuova. Un yacht. Cosa vorrai? Che ne so, cosa vorrai? Cosa vorrai? Io vuoi pittura, macinato, tagliadea, momenti brutti che vuoi a quei. L'importante è che con sti ciarli di luna che va avanti noi siamo ora rimessi a tirare tocca andare in Dio, questo comunque è il problema. In periodo natalizio non si parla altro che dei regali, e mi ricordo che la tradizione dei regali ai nostri tempi era un attimino diversa. Mi ricordo. Ti ricordi il primo regalo? Come se fosse adesso il primo regalo che mi ha fatto mio papà. Perché non ha i regali che mi faceva, gli era propedeutici al lavoro che ti faceva. E questo è stato il primo regalo che ti ha fatto? Regali utili. Regalo un canocciaio. Magari un canocciaio. Se volevo che ti diventassi un astronomo, studiare le stelle. Qua è stelle, gli era un messaggio, capisci? Cioè? Col canocciaio che te vedi il secondo, uno e basta, finiva. Un regalo solo noi. Poi invece noi altri, sapevi che avevamo tradizione di fare tutte quante i lunedì il nostro album di figurine Panini. Allora, io ho messo anche l'album Panini di oggi, è dedicato a un giocatore del Padova particolare, importante. Il giocatore, la figurina che pettiamo oggi nel nostro Panini, è Cerbone. Anche lui proveniente qua a Rente a Padova, precisamente da Afragola, in provincia di Napoli. Da Napoli. A Fragola o a Fragola? Non lo so. Dipende dall'accento. Questo qua è classe 1969. Annata eccezionale, Mandolon alto 1,73 m e 77 kg di peso. E che gioca in tante squadre, tra cui la Casertana, il Venezia, e che gioca ben 3 anni, e che ha fatto 3 campionati nel Chievo. Dopo che gioca a Empoli, a Brescia, e si torna a Chievo, nella SPAL, e finalmente si torna qua che mo comprano altri, Inter glorioso Padova. E se Dio fare anche a Stri, gioca benissimo tra l'altro. Ecco. Vabbè, tu sapevi che noi altri che avevamo la tradizione di fare interviste, che avevamo un ospite e oggi, siccome è la puntata di Natale, abbiamo pensato di invitare un personaggio famoso. E che abbiamo fatto un regalo a tutti quanti, a noi altri baionari, nei confronti di tutti quanti i nostri telespettatori, che abbiamo invitato un ospite d'eccezione. Direttamente da Striscia la Notizia, che avevamo Edo Soldo. Sì, che sei un figlio in ritardo. No, perché in ritardo? Che avevamo detto, se troviamo al campo... ecco perché non arrivi qua. Perché facciamo una intervista un pochettino particolare, una sfida, ma vi raccontiamo su, andiamo al campo. Andiamo al campo.
signore, non so. Eccolo qua che arriva. Eccolo qua, ciao Edo. Eccolo qua, vieni qua in mezzo. Allora, ospite dei Baionari, Edo Soldo. Ciao Edo, come ciao ragazzi, tutto bene? Guarda che fisico che ha. Domenetti che gemo qua. Ma ti pensavo di fare una roba diversa, no? Le solite interviste che facciamo ai Baionari, no? Abbiamo deciso oggi di essere in campo neutro e fare una sfida Padova-Cittadella. Che stai detto? Porca miseria, città. Padova, sfida, Padova. Nome, Edoardo. Bronze. cognome, Soldo. Querta. attività principale, Come Mr. Hyde, velinone ufficiale, striscia la notizia. Come Dr. Jekyll gestisco palestre. Cabaret Veneto. secondo lavoro, Gestisco appunto palestre. Baionari. hobby, Tutti gli sport praticabili. Uncinetto. Ricamo, punto croce. squadra del cuore. Cittadella. Padova. A che età la prima partita? 6 anni. 18 anni. Al terzo mese che davo i peade in panza per mamma. Da solo o con altri? Con altri. Quindi per miei erano. Solo. Gabrielli o Mazzocco? Gabrielli. Mazzocchelli, cioè una bella fusione messa insieme può venire fuori una roba bella. Cosa fai la domenica? Quando non vado a vedere Cittadella, vado a vedere il Milan, pomeriggio. Andiamo alla partita. Andiamo a partire. E la sera? Quando non c'è il posticipo vado a fare qualche serata oppure sto a casa a guardarmi tutta la trafila di partite e di appuntamenti televisivi. Guardiamo a partire. Di cosa parli con gli amici? Calcio e calcio. Della partita. E tua moglie? Calcio e calcio. È partita. Perché la squadra del Cittadella si chiama Granata? Perché qualche granata la dà e qualche granata la prende. Perché i giocatori stofai. Perché la mascotte del Padova è una gallina? Perché le galline padovane sono le più famose. Perché se meglio un uovo un co o una gallina domani. Frosio o Maran? Rolando Maran. Frosio. Canta l'inno del Cittadella. Quando il Città entra in campo, l'altra squadra non ha scampo, sono 11 campioni. Cittadella, sapevamo di Cittadella. Io non lo conosco mia. Cittadella, che so. Canta l'inno del Padova. Dai Padova, dai Padova. Non so se sia o faremo altri. Dimmi la formazione completa, comprese riserve, massaggiatori e raccattapalle del Cittadella. Redaelli, Ottofaro, Farina oppure giocatturato, poi Mazzoleni, Zanon, adesso... Vorrei avere su una Cavadano, questo lo vedo dopo, poi abbiamo dal numero dall'ala al centrocampo su tutti. Comunque posso dirvi noi del passo? Faccio prima? Va bene, allora abbiamo il mitico dell'acqua, il nostro bomber, poi abbiamo Scarpa, poi abbiamo il mitico Giacomì, il nostro grande faro di centrocampo, grande capitano, poi quando sono dimenticati quelle tutte le riserve prima che facciamo prima, poi Zanon, Ottofaro, ripeto, Mazzoleni, Scarpa, basta. Cosa ho detto? Ho detto tutti? Grazie. Cos'è che mi sono... Poi posso ripetere e dimenticarli, ma... Secondo te cosa fanno le bronze Querte per mantenere il fisico in forma? Primo me, secondo te, a proposito. Per mantenere il fisico così in forma, ridono e fanno ridere. Secondo voi cosa fa Edo Soldo per mantenersi in forma? E se mangia gli asteroidi anabolizzanti a nastro, altro che... Che tipo di ginnastica preferisci? Naturalmente ginnastica, voi direte da camera, io dirò da palestra. Da camera. Meglio una partita a carte o sesso? Se si vince a carte meglio, se si lavora a letto sesso. Io stesso, perché se te hai una buona amante puoi fare a meno del partner. Tira di più 100 fanti o un musso? Bravo, mi sono dimenticato di Musso e anche, posso dire che mi sono dimenticato anche di Esposito, Musso.
Centofanti sul musso. Playoff o PlayStation? PlayStation. Playboy. Il tuo programma TV preferito? Il mio programma preferito, oltre il vostro, naturalmente, guardo sempre volentieri Striscia, naturalmente. I Baionari. Bionda o Mora? Mora. Basta che respira. Pensi che questa intervista sia stata imparziale? Assolutamente no. Baratina, Camassa, imparziale. Fai un saluto alle bronze. Ciao bronze. Fate un saluto a Edo. Auguri! Ciao Edo, Tanti buon compleanno auguri a te, tanti auguri a te. E buon Natale a tutti quanti gli ascoltatori. Nuove esposizioni, nuove promozioni. Il mobilificio Severino Rampazzo ha completamente rinnovato le mostre. Per lanciare i nuovi arrivi promuove oltre 200 prodotti